Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Shock. Well, I have been in you, baby. You have been in me, and we have been so intimately entwined, and it sure was fine. I have been in you, baby. You have been in me, and so you see we have been so together. I thought that we would never return from forever. You have been in me, and understandably I have been in and out of you. First reaction, shock. Everywhere you want me to. Yes, you know it's true. And while I was inside, I might have been undignified. And that is maybe why you cry. I don't know. Maybe so, but what's the difference now? I really do, baby. You are really me. Ah, little girl, there ain't no time to wash your stinky hand. Go ahead and roll over. I'm going in you again. In you again. In you again. I'm in you again. I'm going 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 in you again, baby. You can go in me too. That's true. I'm going in you again, baby. And later when we get through, I'm going in you again. Well, in you again. In you again. I'm going in you again. In you again. I'm going in you again. In you again. I'm going in you again. Vediamo un po' se c'è. Ci sarà? Eccoti. Ecco. Ciao. Anni e anni di culo per scoprire che ti piace la figa, brutto piatosino. Ci sarà?
Sei in diretta, sei in diretta, sei in diretta. Evviva! Straordinario, che bella figura. Fuori onda, che bello, che bello. figura di merda. La gioia del fuori onda, è vero, Big Boss Davide. Anni di carriera di Antonino Danna tirate giù nello sciacquone del gabinetto. Complimenti Antonino. Grazie Big Boss, quando t'acchiappo ti piego in due come una sbarra d'acciaio da 20. Evviva! Bene. Alla faccia del politicamente corretto, benvenuti. Questa radio siamo io la presentazione, la fetta della presentazione, falla te, vai. In questa radio siamo fluidi e quindi Big Boss, se io t'acchiappo ti sfondo a legnate, altro che. Va bene, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. D'altronde io facevo quel commento perché abbiamo appena mandato in onda il disco Start, Frank Zappa, I've Been in You, sono stato dentro di te, 1979, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom, il crisomicrofonato programma di Radio Libertà, quello che ha portato il microfono d'oro, cioè l'Oscar della radio italiana, a questa emittente. Probabilmente ora ce lo toglieranno, ma questo io sono Antonino Danna, o quello che ne resta di Antonino Danna. Lui è Lorenzo Viviani, con cui mi dissocio e condanno le tue parole in maniera veramente da pusillanime, vigliacco pusillanime, però a parte tutto è il bello della diretta. Bentornati, ci rivediamo, ci risentiamo in questa pazza trasmissione mezza agricola, mezza sulla pesca, mezza sull'acquacoltura, dove parliamo anche di allevamento, quindi si parla di tanto. Devo dire la verità, insomma, e fuori onda ci stava, ogni tanto ci vuole. D'altronde è una radio questa che passi da Carlo Cambi a professori universitari, a Max Del Papa, e poi c'è anche il momento di Antonino Danna e Lorenzo Viviani, insomma, ecco. E questo sicuramente, per cui poi dopo comunque piegheremo lo stesso il buon Davide, che subirà una punizione da girone dantesco, eccetera. Bene. Allora, cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate a vedere radiolibertà.net, perché fesso chi non legge radiolibertà.net, Radio Libertà che naturalmente.net, che è diventato un bellissimo giornale online sul quale voi potete trovare tutti i riferimenti, diciamo così, culturali di questa radio, per cui trovate liberamente il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, Vittorio Feltri, le firmissime, i giornali visti da Giulio Cainarca, e naturalmente, ça va sans dire, troverete anche le videopillole delle trasmissioni di questa radio. Orbene, noi siamo qua ora lanciati verso l'infinito e oltre, e in particolare ecco, ma almeno il pezzo andava bene, vedete, la nostra pezzo è una meraviglioso, Shake Your Booty, dall'album Shake Your Booty del 1979, mi hai fatto emozionare, anche perché è uno degli album che preferisco del grande mitico Frank Zappa, che di politicamente corretto sicuramente non sapeva neanche cosa fosse, non aveva neanche sentito nominare, forse. Infatti è l'uomo più libero e più grande della storia della musica, secondo me, e quindi ci stava anche il tuo fuori onda alla fine. Quindi non sì, ma io te l'ho detto, quando noi chiuderemo questa trasmissione, perché tanto la chiuderemo, quando la chiuderemo, praticamente l'ultimo pezzo che manderemo in onda, con cui quello lì no, perché è in fascia protetta, lì andiamo oltre, perché un conto è politicamente corretto, quello lì lo possiamo trasmettere dopo le 10:30, non so, le 11, perché noi comunque la manderemo in onda e tutti sapranno che bisogna usare un pollo se la vuoi tastar, e scoprirete da soli di che cosa stiamo parlando. Un pezzo che Frank Zappa incise nel 1982, e pezzo che è rimasto nella storia perché appunto egli era rimasto esterrefatto quando nell'82 era venuto in visita in Sicilia. Lui era originario di Alcamo, la famiglia Zappa ha ancora parenti ad Alcamo, e si era accorto che nell'intercalare siculo c'era sempre una parola che si riferiva
all'organo maschile senza che il fallo soffetta. E quindi lui fece questa canzone e no, vuoi fare quello che non è politically correct, ma lo diciamo. Poi vorrei anche aggiungere una cosa, lo vedete, la nostra è una storia d'amore nella quale diciamo siamo molto fluidi e molto litigarelli, per cui l'amore non è bello se non è litigarello, e allora siccome io ho scoperto che lui insomma manifesta delle preferenze sessuali che non sono certo gradite, allora questo falsone chiaramente io poi stavo rimproverando. Comunque, detto ciò, allora cerchiamo di andare a finire cerchiamo di parlare un po' di agricoltura, anche a parte tutto. Sì, appunto, tanto sempre di carote e cetrioli finiamo a parlare. Ma detto ciò, noi oggi non parleremo di carote e cetrioli, anche di quelle, ma parleremo di pere, pesche e avremo la nostra Federica, parleremo anche sinceramente un po' di Romagna, perché purtroppo, anche lì sarebbe bello, non possiamo mandarvi, perché vi vorrei mandare un po' qualche video che mi ha girato qualche agricoltore romagnolo, perché non lo possiamo mandare perché giustamente fra imprecazioni e insomma non si può sicuramente, però vi fa capire la situazione che stanno vivendo le persone in questo momento. È la cosa che mi fa più arrabbiare, te lo dico da politico, magari anche con un politico che ha delle responsabilità, ma questo rimbalzo dei politici in queste ore, io non so, lo chiedo anche a voi dei radioascoltatori, se non vi fa schifo il fatto che si giochi tutto il tempo a dire di chi è la colpa. Ma chi se ne frega? Cioè, il fatto che è passato un anno, siamo ancora nella merda, siamo ancora allagati, siamo ancora con della gente che sta perdendo completamente la propria attività e c'è questo rimbalzo. Lo dico anche a amici, insomma, che si ritrovano comunque a difendere, perché poi se è il politico deve difendere, ma basta, non me ne frega niente. Sì, e siamo ancora, aggiungerei... Vorrei che qualcuno dicesse, anzi, io, guarda, lancio un appello, qualcuno che dicesse da Figliolo al presidente, al reggente, che non mi ricordo il nome, della regione Emilia-Romagna, da Musumeci al ministro dell'agricoltura, chi c'è, non mi interessa, a Matteo Salvini, chiunque, che dicesse, guardate, io ho questa parte di colpa perché non ho fatto questo, adesso lo facciamo, e ci mettesse la faccia, non mi interessa, però basta con il fatto di dire, no, doveva farlo la regione, doveva fare il governo, doveva farlo il comune, e il comune no, e il comune non li ha spesi, basta! Prendetevi qualcuno che dica, io guarda, potevo fare questo e non l'ho fatto, sono una testa di cazzo, scusa, vai, dobbiamo lavorare. C'è anche regioni che sono staccanoviste di solito in questo. Ma che aggiungerei anche per un'altra cosa. Aggiungerei anche per un'altra cosa che abbiamo imparato dal precedente alluvione. Non è che poi l'acqua si ritira e allora il terreno è bello fangoso, poi uno aspetta, esce fuori il sole o le piantiamo